È stata fissata per il prossimo 6 maggio l'udienza preliminare del processo Waterloo, scaturito dalla maxi inchiesta sulla gestione della società Girgenti Acque, colosso riconducibile all'imprenditore Marco Campione che ha gestito per anni il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Sarà il giudice dell'udienza preliminare Micaela Raimondo a celebrare il procedimento che vede come imputate 48 persone. Il pool di magistrati, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Velle, composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazzi e Antonella Pandolfi, ha messo un punto fermo su un'attività di indagine durata oltre 4 anni e culminata il 23 giugno 2021 scorso con l'emissione del fermo a carico di 8 componenti del disciolto Consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. Provvedimento che non è stato convalidato dal GIP Francesco Provenzano e non ha superato il vaglio del Tribunale del riesame che ha scarcerato tutti gli indagati. Nella lista degli imputati figurano tutti i membri direttivi di Girgenti Acque con Marco Campione in testa, tranne il dirigente Marisa Macaluso, che dopo l'interrogatorio ha convinto i pubblici ministeri. Poi seguono nella lista degli imputati imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, giornalisti, funzionari pubblici con responsabilità di vertice, manager e appartenenti alle forze dell'ordine. Tra di loro il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e il deputato di Italia Viva Francesco Scoma per l'ipotesi di reato di contributi elettorali irregolari, ma anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. Contestualmente, la Procura ha disposto una richiesta di archiviazione riguardante una sessantina di persone inizialmente indagate.